Discarta risorse. I scarpezzi sono l'esempio perfetto di che economia circolare, uniche strade possibili per una vigna sostenibile che si fonde sul riuso, sul come dà, sul rinnovare, sul riciclare materiali e prodotti esistenti, slunghianti i loro cicli di vita e contribuendo a ridurre i refudums. Cristina Barbierato, dal suo laboratorio di Gonars, e fa a man li sos furlanis doprant materiali riciclati, con grazie, senza dal biel, cure dai dettagli e attenzione per l'ambiente. Lis realizza dal 2014, quando con la crisi del settore des scarpis, il suo camp di vore per tanti anni, e decide di riconvertire l'attività, puntando su un prodotto semplice, sostenibile e tradizionale. Une strade alternative a massificazione, al consumismo globale, a omologazione dal gusto. Une strade tutte furlane, di un artesanato evoluto che combina tradizione e innovazione, tal senso di un cambiamento responsabile. La mia produzione è limitata in qualche maniera, ma non vuol dire che se della quantità che dà il polso del valore e della qualità della produzione. Si fa su una ricerca cercare al plurale perché interagisce anche con altri miei amici che sono artigiani e io dico come che stiamo in davanti, puntando tanto sulla qualità di quel che fanno, sull'impatto che questo ha sull'ambiente, sulle scelte anche delle persone che comprano le robe che fanno altri. Io intento a creare un rapporto con chi comprano le robe per me, che la di essi bidirezionale, anche loro di essi coinvolti dalla consapevolezza delle robe che comprano e anche dalla progettualità delle robe che fanno insieme. Cristina Barbierato, chiave, cure e mans de aziende lis furlanis e ha mantenuto l'artesanalità dal processo di produzione come une volte. Tutti i parti che io dopri vengono prodotti in laboratori di me, quindi la tomae e anche gli suelis. La tomae la fa doprando qualsiasi tipo di tessuto che a mio corredi, dopri un stamp per segnalo. Questo era un tocco di tessuto per fodrare un divano, c'è che l'è avanzato, un signor mi ha domandato di fare un par di scarpette. All'interno dopri queste aiute, che ho ottenuto dai sacks di caffè, dei grani di caffè, e lo dopri anche per l'imbottitura dagli suelis, sono vari stratos di aiute, vengono fodrati col cotone. E dopo cusis il coperton che riutilizzi di quel che viene buttato via dalle biciclette. Tutto viene cusito insieme, non dopri colle, mastice, robi chimici per ottenere le parti. Dopo ve lo cusito, viene raffilato e così si ottiene la suele, queste è la tomae, dopo viene cusito insieme col fil a mano. Se la suele è ottenuta dai cuviertons e dai sacks di jute pal caffè, la tomere dai vestiti zoprats e dai scampui. Tessuti che hanno una storia, un valore anche affettivo, che emozioni. Tutte che io chati, dai marciadus dell'usato, oppure vecchi tirellis di negozi, oppure tocs di abis che sono bie importanti, che vedono una storia di lavoro, io dopri per fare i miei scarpezzi. Mi interessa soprattutto la storia, il valore dei tessuti che non le dome leata alla ricette economiche. Poi è una storia importante anche che ti vendi
un tutte di lavoro, di un divise militare, di un par di jeans sbandonati, di un vestito che ha un riguardo per la persona che vuole fare un scarpetto di chisto, tornando a doprarlo, tornando a metterlo in circolo. Questo è un esempio delle grandi possibilità che sono di produrre i scarpes. Hai utilizzato un tessuto a mano di una signora di Feagne che insieme ad altri suoi collaboratori ha tornato a ciapare in mano i taccamenti dei tessidori del 1800 furlans. Questi taccamenti sono come dalle ricette di cucine e loro hanno tornato a ciapare filologicamente e hanno ottenuto questo tessuto che io ho doprato per fare le scarpette. Quindi tutta una storia, una tradizione si unisce insieme per questo par di scarpette. Ogni par di scarpezza è unico. In tal laboratori di Gonars non si va da urdes modis. Dut al nas des mans di Cristina Barbierato e de sua creatività. L'artigianalità mi permette di sviluppare la mia creatività, mi permette di creare qualche roba che è sempre unica e differente. Ad esempio con queste giambe di Barghesse che hai tornato a doprare, hai voluto anche inserire questi disegni iconici della ceramiche pure furlane per creare questo ibrido. Chi hai voluto doprare dei centrins che avevi in magazzino proprio per fare un inserto da un scarpetto che come sto i fasint. Chi hai voluto riutilizzare dai tox di canevassis per non buttare via e metti insieme alla tomae per fare un altro paio di scarpette. Di chialciaduris puaris a accessoris ricerchiats, che plasin a estelis dal mondo al spettacolo mondiale. Grandi firmis de alte mode han proponuti scarpets des lor collezions, preseant la lor semplicità, bielecce ed utilità. Come gli furlani sono nevore famosi, o i scarpets come si chiamano, non solo in Italia ma a livello globale. C'è che l'attire, c'è con me la semplicità dalla calzatura in sé e anche tutta la storia, l'appeal di una storia così semplice, ma anche così identitaria, anche un tipo di bal, di musica a bal che è stata una voce famosa, che si chiamava la friulana, la furlana, era conosciuta in tutto il mondo per questo e mi incuriosiva proprio questo aspetto che i robis che diventano famosi anche globalmente, se parlano altri così le adi anche al non alla nostra identità.